Qui dove oggi il sole è abbacinante, si ascolta ad occhi chiusi il concerto degli uccellini e i pesci nuotano placidamente, la tempesta non ha fine. Il tempo si è fermato alla notte del 2 agosto 2014, quando al molinetto della Croda si scatenò l'inferno, causando la morte di 4 persone. Di solito ci accorgiamo che abbiamo una cosa importante un secondo dopo che l'abbiamo perduta e speriamo che questa riflessione avvenga anche in tante persone che davano per scontata la presenza del volontariato. E quindi qui si chiude per protesta, perché per quel cataclisma in questo angolo di paradiso finisce a processo il presidente della Proloco di Refrontolo, Walter Scapol, e i colleghi del Veneto lanciano la petizione per una raccolta firme da portare a Roma. Dal 19 di giugno invece, metaforicamente parlando, tireremo giù una serranda, ovvero non consentiremo più la nostra presenza e quindi la possibilità ai turisti di poter accedere all'interno del fabbricato Molinetto della Croda, di poter effettuare il percorso turistico in cima alla cascata. Attribuire colpe alla Proloco di Refrontolo per quanto avvenne quella notte significa dare un colpo fatale al volontariato. Qui lo pensano tutti e per non lasciare solo Scapol hanno già raccolto 1000 firme in una settimana. Chiaramente chiudere il sito Molinetto della Croda in un periodo di particolare affluenza qual è quello estivo ci penalizza, ma è una scelta che abbiamo coscientemente intrapreso perché secondo noi è più forte essere solidali in questo momento nei confronti della Proloco.